Signore e signori, benvenuti al Palafarfalle per la quarta giornata d'andata della Serie 1 femminile. Questa sera Cellini Padova ospita pallamano Cassano Magnago. Quindi si vuole sperare di ottenere qualcosa quest'oggi. Primo tempo contro Brixen però fa ben sperare. Buona palla stavolta verso Mariana Tanic. Sblocca lei l'incontro per la Cellini, 2-1. Tempo per prendere ritmo. C'è tanto spazio sulla destra. Ecco Giulia Milan che ci prova. Conclude dentro ancora Giulia Milan. Del momento ma nulla da fare, sbaglia il passaggio. Brock prova ad andare in profondità verso Borrini. Palla fantastica. Beatrice Borrini ancora una volta. Nila Bertolino per Prela sull'ala destra. Con la Prela cambia dall'altra parte, c'è una prateria per Mariana Tanic che schiaccia bene. 4-8, ancora Barbosu colpisce. Prela in qualche modo prova a trovare Serena Gherrua. Il Fomo Corie, palla dietro. Borrini dall'ala, prova sul primo palo. Beatrice Borrini, che è stata così per tutta la partita ma non ha ancora portato questo tipo di difesa anche a livello di tabellino. Una vera difesa che porta anche il punticino non dato a Cassano. Poi palla dall'altra parte, Mariana Tanic. Carico per Prela per andare all'1 contro 1. Palleggio ancora Borrini. Conclusione, Nila Bertolino c'è. Passivo Cassano. Adesso però bisogna anche cambiare perché sennò si rimane senza portiere. Palla dietro, si rischia molto. Cobianchi, palla dietro. Laita prova, deviazione, tiro d'angolo. Cosa si inventa adesso Cassano? Nila Bertolino comunque in campo. Barbosu prova, fermata dalla difesa. Tirare e basta. Ci proverà sempre la Barbosu. Passo, conclusione, deviazione, ottima difesa. Se saprà correre velocemente in avanti. Ivana Giogap e poi sottomano, ben letto da Nila Bertolino. Tica Cassano, dal punto di vista dell'attenzione, qualche perfezione tecnica, ci pensa Ivana Giogap. Nea. Poi scarico indietro e Ivana Giogap si butta sulla palla e riesce a recuperarla. In qualche modo crea anche un vantaggio per Borrini che schiaccia dentro. Bosco prova a crearsi lo spazio, Cobianchi tanto spazio ma non ne approfitta Borrini che anzi perde la palla ed è costretta a commettere fallo. C'è tanto spazio per Alessia Zizzo. Prova ad andare Ivana Giogap a fermarla. Sembrava un buon posizionamento ma nulla da fare. Si è fatta ingolosire dal tentativo di andare a fermare Alessia Zizzo. Siano più chiari. Rosso. Palo, errore. E poi il contropiede. Cobianchi scarico intelligente, Zanellini. Conclusione Martina Brock. Soprattutto perché in inferiorità numerica è bravissima Lisa Ponti a intercettare. Solo davanti a Brock. Lisa Ponti non sbaglia questa volta. Si fa Prela ma c'è passivo. Tanic dovrà provare la magia. Prova Mariana Tanic. Servendo l'assist. Adesso invece ha sbagliato il tiro. Serena Gherrua, tanto spazio per lei! Serena Gherrua! Prela, Sara Rubi, adesso l'attacco è in parità numerica. C'è spazio per Tanic, passo 0, si preferisce andare da Prela che si trova lei invece la prateria. Tra Kobilica che è anche la più alta, Kobilica prova, murata da Sara Rubi, la palla rimane lì, prova a lottare Alessia Zizzo e poi fallo. Serena Gherrua. Ancora Prela, finta, poi la palla verso Sara Rubi, paratissima! Nila Bertolino, nulla da fare. Viola Bozza subisce il fallo ma prova ad andare avanti, palla verso Prela che trova un'autostrada, preferisce andare intelligentemente da Viola Bozza! Che buca Nila Bertolino! Il veloce, le permetterebbe di andare anche a quel famigerato più meno 3. Borrini! Conclusione in porta! Trovarono Cellini così. C'è il taglio anche di Sara Rubi, non viene servita però. Tanic, Serena Gherrua che è frenata, poi palla dentro, non viene fischiato fallo. Che Cassano Magnago meritatamente sbanca il Palafarfalle 26-22.